Lorena e Meilin erano capaci di intendere e di volere quando hanno deciso e messo in atto il piano di uccidere Alessandro Venier e poi farlo a pezzi e occultarlo nel bidone della spazzatura. È la principale conclusione a cui è giunto il dottor Francesco Piani, lo psichiatra a cui la Procura della Repubblica ha affidato l'incarico di accertare lo stato di salute mentale delle due donne, accusate di omicidio volontario pluriaggravato, occultamento e vilipendio di cadavere, accuse di cui cominceranno a rispondere davanti alla Corte d'Assise del Tribunale di Udine a partire da lunedì 20 luglio. Il pubblico ministero Giorgio Milillo, oltre alla valutazione sulla capacità di intendere e di volere al momento del fatto e nel periodo che ha preceduto l'omicidio, dunque la fase di decisione e organizzazione del delitto, ha chiesto al dottor Piani di accertare anche la capacità di partecipare coscientemente al giudizio e la pericolosità sociale delle due donne. In questo caso lo psichiatra ha concluso per entrambe che siano capaci di stare in giudizio, mentre per la pericolosità sociale ha ritenuto che Lorena non sia socialmente pericolosa sotto il profilo psichiatrico, mentre Meilin, essendo affetta da un disturbo caratterizzato da crisi psicotiche che alternano fasi acute e di remissione, è da considerare a rischio di cadute. Infine, tra le altre cose, è stata valutata anche la capacità di intendere e di volere attuale. Secondo Piani, per Meilin è da considerare al momento piena. Per Lorena, pur essendo capace di intendere e di volere, deve essere considerato un alto rischio suicidario emerso dai test a cui è stata sottoposta.